Abbiamo presentato uno studio che dimostra che per il Veneto l'indipendenza è una scelta obbligata, perché i dati economici dimostrano che si sta sviluppando una rete globale dove aree metropolitane integrate a questa rete riescono a arricchirsi. Tutti quegli altri posti che non hanno queste caratteristiche sono destinati ad essere emarginati. Il Veneto indipendente, con gli strumenti fiscali in mano, con gli strumenti politici in mano, per la sua storia, per la sua vocazione, può inserirsi in questo contesto globale ed essere competitivo. Se rimarrà dentro lo Stato nazionale italiano è destinato, come dimostrano i dati economici, ad un futuro di emarginazione e di emigrazione. Veneto come area metropolitana globale di 5 milioni di abitanti, con tutto lo spazio necessario, tutte le competenze necessarie per essere allo stesso livello di città come Singapore, Hong Kong, ma la stessa Londra e New York, che in questo momento hanno il potere politico sufficiente per essere protagonisti di questa rete. In questo momento il Veneto è emarginato.